Perché si completa l'itinerario della Pedemontana Veneta, 94 km e mezzo completati, più i 68 ovviamente chilometri gratuiti. Direi che avremo un incremento del traffico del 15-20% con questo innesto, non si uscirà più a Montecchio, non si faranno più quei 20 minuti di coda, ma si andrà direttamente verso Milano o verso Venezia, direttamente dalla Pedemontana. Ricordiamo che questa infrastruttura, tra le nuove infrastrutture d'Italia, è quella che ha i pedaggi più bassi. Dall'altro ovviamente quello che si può fare lo si fa, ma alla fine bisogna vedere il traffico quanto sarà. Ad oggi superiamo i 50.000 veicoli al giorno, sappiamo che abbiamo un piano che ci porterà al nono anno ad avere un pareggio tra i costi e gli incassi dei pedaggi, ma insomma siamo anche fiduciosi perché l'infrastruttura sta crescendo bene e negli anni crescerà. Tanti intoppi, però insomma tra giugno e fine anno dovremo esserci. Ma a giugno si aprirà il casello di Montecchio, ma ai cittadini interessa sapere che da sabato 4 maggio avremo l'innesto sulla 4 direttamente in Pedemontana, quindi non si riuscirà più sia nella direzione Milano che nella direzione Venezia. Dall'altro voglio anche ricordare che questa è un'infrastruttura che assolutamente è costata 2 miliardi 258 milioni di euro ed è un'infrastruttura che nasce nelle carte della regione negli anni 90, inizio anni 90. Considerate che oggi si può dire da oggi che definitivamente è tutta inaugurata, fino ad oggi mancavano ancora gli innesti sulla 4. A proposito di A4, nel futuro la Regione ci sarà il nuovo piano di autostrade per l'Italia, come ci sono novità? Beh, la Regione tifa perché venga realizzata la Valdastico Nord. Voi sapete che noi abbiamo condiviso il tracciato nella parte veneta. Avere realizzato il tracciato del Valdastico Nord significherebbe per noi avere un nuovo valico. Immaginate solo che la Pedemontana intersetta la Valdastico, quindi tramite la Pedemontana potremo andare a nord verso Trento e poi direttamente al Brennero, come si dovrebbe fare, come da itinerario, da progettualità che c'è sempre stata. Sulla regionalizzazione? Uno alla volta però, ragazzi. Sulla regionalizzazione, sull'idea di portare l'autostrada... No, guardate, io vi dico solo questo, che siamo rispettosi del gestore A4, sappiamo che c'è una scadenza di concessione nel dicembre 2026, non dipende da noi, se tornerà sul mercato la concessione, il Veneto ha già preparato la culla per il neonato e parteciperà ovviamente a questa sfida. Ciò non toglie che A4 è un gestore, è un player del territorio e lo rispettiamo. Cosa pensa dei vitalizi a chi Sagran? Ma guardi che la legge va rispettata.